Avrei voluto parlare del rifugio, la mia grotta del cuore, però sto citando il titolo di un libro, quindi non è una mia definizione. E ho pensato invece al gruppo, perché vabbè, è un'esperienza che mi sta dando molto questo gruppo. E così ho messo insieme alcuni pezzi e vi leggo. Il senso di appartenenza e il bisogno di essere riconosciuta sono insiti nella mia natura, nella natura umana. Non è di questo che vorrei scrivere, non è questo che mi viene chiesto. Di recente una collega, durante una conversazione leggera in giardino sotto il primo sole di primavera, tra una battuta ed un sorriso, mi ha definito anarchica. L'affermazione ha vibrato come nella cassa di un enorme tamburo, scuotendo abbastanza violentemente il mio ego e costringendomi ad una riflessione più accurata o comunque tesa a sviscerare quel groviglio misterioso del mio essere, il cui capo sembra sempre perdersi, incepparsi, annodarsi, impedendomi di sbrogliare questo ammasso che a volte spero miracolosamente di vomitare. La magia non esiste, nemmeno i miracoli possono entrarvi. Di fatto tocca a me guardare bene addentro. Che io sia anarchica un pochino, probabilmente è vero, non perché non riconosca un'autorità o non sia disposta a rispettarla, tutt'altro, ma perché di fatto fatico ad accettare che quei luoghi cosiddetti di potere, acquisito dall'anzianità, da tanti anni di esperienza, di lavoro, se tale potere diventa un limite per la mia libertà di espressione o limita la mia creatività. Mi sforzo di aderire alla proposta, anche se non mi piacciono, e non esigo che si aderisca ad una mia qualsivoglia iniziativa. Mi piace andare controcorrente, esprimere quando posso il mio pensiero divergente, ed occorre tempo perché chi mi sta vicino capisca il mio sentire. Le cose si complicano quando mi trovo in un'organizzazione religiosa fortemente gerarchizzata, dove diventa complicato, se non impossibile, dire che cosa sia divenuta la fede per me oggi o che cosa sia per me essere cristiano. All'interno di una simile gerarchizzazione pesa il giudizio morale sulla persona ed io, che sono separata, sono esclusa a priori o accolta per puro esercizio di carità. Storco le labbra e dico a me stessa che non è il mio luogo. Un luogo è però l'amicizia, un'amica cara, unica, amica sororale, che mi accetta per quel che sono, atea naturalmente, ma con un grande cuore. Il mio restare ai margini e il mio essere divergente alla fine si risolve e torno al mio primo discorso, nello sviluppo di relazioni solide, per cui qualcun altro mi riconosce una sorta di saggezza efficace nella lettura della realtà, il che rappresenta un beneficio per loro e una visione più coerente nel mio essere. Nessuna di queste condizioni limitanti colgo nell'associazione Le Stelle in Tasca. Rassicurante per me è stato il rendermi conto che ad essa confluisce il cuore di tanti e che se altri hanno avvertito il coraggio di raccontarsi senza veli, significa che non c'è un io moralmente giudicante e che ci si muove con liberalità, con la capacità di accogliere il dolore, la fragilità, la paura, la rabbia, la gioia dell'altro, in quanto tutti, nessuno escluso, ne siamo costituiti. L'assenza della gerarchia sostituita dal rispetto e il riconoscimento reciproco mi ha regalato quella libertà interiore che oggi mi permette di essere qui e di ciò sono grata. Io ho disegnato diversi atti 9 e me li sono guardati tutti. È vero, il rifugio cambia in base anche alle nostre esigenze, a quello che nel nostro percorso di vita diventiamo, le consapevolezze che acquisiamo. Io sono passata da vari rifugi nella vita. Ho iniziato con quello della natura, poi sono passata alla pittura, poi sono passata all'ironia. In questo momento
diciamo, non so come dirlo, è un momento molto critico che io sto attraversando, perché mi guardo scoperta dalla mascherina che ho indossato per 2 anni e non mi riconosco più. Sono cambiata nel mio modo di essere, di stare insieme alla gente. Il mio rifugio è molto pericoloso in questo momento, perché è la mia casa. È il luogo dove io mi sento protetta e dove non devo dare spiegazioni, perché anch'io come Rosa e diciamo che la cosa più naturale che mi è venuta nella vita è quella di essere diversa dagli altri. Non l'ho fatto apposta, è andata così. E quindi sono passata per varie esperienze anche molto negative prima di trovare un equilibrio, perché io sono sempre stata additata fin da bambina, sono stata vittima di bullismo. E poi c'è stato il momento in cui io la mia diversità l'ho voluta sbattere in faccia a tutti, facendo parte di un movimento anarchico, il movimento punk, che era un movimento non fatto da una banda di ragazzini che si vestiva male, ma dietro c'erano delle motivazioni molto, molto serie, importanti, delle assunzioni di responsabilità personali che poi hanno segnato anche tutto il mio percorso di vita di militanza attiva rispetto ai valori, diciamo, che ci sono imposti nella nostra società e che io non ho mai digerito. E quelli del consumo. Noi siamo esseri portati al consumo. E quindi in questo momento così complicato per me, la parte che io ho scelto di riflessione di questo incontro è quello che ho ricevuto come dono da qualcuno, la scelta del sorriso, che anche fa parte di me. Io sono una persona che sorride molto. Più mi trovo male negli ambienti, più mi trovo un'aliena e più sorrido. Sorrido molto in tutte quelle circostanze in cui ho bisogno di sdrammatizzare, dove non mi trovo, diciamo, ben collocata. Il sorriso, anche quello è un rifugio, lo possiamo considerare un rifugio, che elargisco io, ma mi rendo conto che non sono granché ricambiata in questo momento, perché non vedo delle circostanze molto favorevoli attorno a me. Quindi io adesso vi leggerò una cosa, un assemblaggio di 2 sorrisi su cui ho scritto in passato, 2 sorrisi importanti. Era il 1976, avevo 12 anni e frequentavo la seconda media della scuola statale San Martino Pardo di Catania. Ero ancora picciriggia, la figlia arrivata dopo molti anni dalla nascita delle mie sorelle. Nonostante fossi il giullare di casa, facevo anch'io parte di una grande squadra capeggiata da mia madre. Io c'ero, anche nei momenti difficili. Non ero esclusa dalle discussioni familiari. Conoscevo perfettamente la nostra situazione economica e quel cassetto del comò, dove in un angolo in fondo erano riposti i soldi che dovevano bastare un mese intero. Come accadeva da tempo, all'uscita da scuola non avrei preso la strada verso casa. Mi sarei recata a passo svelto all'ospedale San Luigi. Ma quel giorno era diverso dagli altri. Non avrei abbracciato mio padre ed assistito al suo pranzo preparato amorevolmente da mia madre. Il cibo dell'ospedale aveva un aspetto ed un gusto pessimo e mia madre aveva immediatamente acquistato diversi termos per garantire a mio padre tutti i giorni pranzo, cena, fumanti, primo, secondo, contorno e caffè. Quello era il giorno dell'intervento, era una situazione grave. Così arrivando davanti la stanza di degenza trovai in attesa alcuni parenti, facce inopportunamente scure, per essere solo viaggiatori di passaggio. Ma in mezzo a queste corporature scorsi mio cugino Angelo, che mi abbracciò sorridente e mi disse che avrei dovuto raccogliere tutto il mio coraggio, entrare nella stanza
e sorridere a mio padre. Mi disse di non badare al suo aspetto, di non avere paura, perché mio padre aveva bisogno del mio sorriso. Così feci. Entrai nella stanza e restai un attimo impietrita, vedendo mio padre. Aveva un colorito grigiastro e sembrava svuotato, ma rammentai quelle parole e riuscii a guardarlo sorridente. Mio padre, accorgendosi della mia presenza, cominciò a ricambiare il mio sguardo. Aveva un volto inespressivo e prosciugato dall'enorme perdita di sangue causata dall'intervento. Fu difficilissimo sostenere quello sguardo, continuando a sorridere. Mi sembrò un tempo interminabile. Quando mio padre distolse lo sguardo, scappai via, ritrovando il sorriso di Angelo, orgoglioso di me, perché ero riuscita a fare una cosa da grandi. Dopo alcuni anni, quando mio padre ritenne che la mia fosse un'età giusta, cominciò a parlarmi della guerra, di quell'esperienza terribile che lo aveva cambiato per sempre. Mi trasmise la sua sofferenza, mi raccontò tanti episodi, più e più volte, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Ci sono luoghi che conosco bene pur non avendoli mai visti. Conosco la lunghissima strada percorsa a piedi per fuggire da quella follia, ma c'era un episodio che lo faceva sempre sorridere e che aveva come protagonista ancora una volta mio cugino Angelo. Quando finì la guerra, egli era solo un bambino. Si ricordava di suo zio solo per l'affetto che li univa. Così quando alcuni contadini riconobbero Peppe Crivelli percorrere a piedi la strada che dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta Sirbi lo avrebbe condotto nel paesino di Santa Caterina Villarmosa, con un passaparola riuscirono ad avvertire nonna Barbara. E Angelo, appresa la notizia, iniziò a correre in direzione della stazione. Erano 13 chilometri. Non so a che punto del tragitto si sono incontrati, ma per mio padre fu un dono bellissimo, un sorriso felice che non ha mai dimenticato. Il mio rifugio in realtà un po' mi ha messo in crisi, nel senso che ho constatato che il rifugio, almeno il mio rifugio, è in continua metamorfosi. E allora il primo rifugio ti viene in mente la mamma, no? La mamma, la tua stanza, la capanna, l'albero, la famiglia, l'amato, i figli. Ma poi questo rifugio continua a trasformarsi o a aggiungere altri rifugi. E quindi il rifugio diventa nell'immaginario e nel mio disegno un sentiero. Un sentiero e quindi in questo caso il rifugio come luogo. Questo elaborato che leggo l'ho scritto però precedentemente, ma si inserisce benissimo nel disegno che ho creato, dove oltre al rifugio classico che è la casa, c'è anche il rifugio nascosto che è dentro l'albero, che è sotto l'acqua. E vi leggerò questo che si intitola Da isola a isola, e anche lì diventa da madre a figlio, quindi da isola grande a isola figlio. Camminavo immersa nel sentiero, avvolti da odori e suoni armonici provenienti dal luogo. La natura dialogava e gli alberi di ulivo mi trasmettevano un sapere antico. Loro, monumenti di una naturale bellezza, scrigni preziosi di storia e di cultura, abbracciavano il mio cammino. Le cicale, figlie della terra, cantavano e vibravano in una frequenza speciale. Simboleggiavano, secondo la scrittura egiziana di Orapollo, l'iniziazione dei misteri. Permettevano l'uscita da uno status e l'entrata in uno status diverso, talora in modo radicale, dal precedente, perché invece di cantare con la bocca emettevano suoni con la coda. Bellissimo.
Loro cantavano l'estate e i paesaggi interiori, cantavano l'amore. Le cicale erano considerate, secondo Plinio, simbolo di purezza, perché si riteneva che si nutrissero solo di rugiada e in onore di Demetra era uso popolare portare nei capelli una fibula a forma di cicala. Sono stata sempre attratta dal suono della cicala. Da bambina restavo sotto la grande quercia della casa in campagna ad ascoltarla. Quasi mi addormentavo con il loro canto ed entravo in altri mondi. Camminavo per il sentiero, assorta da tale beatitudine. È una totale solitudine. Abbasso lo sguardo. La mia attenzione viene catturata da un sassolino che si incastra sotto la suola della mia amata Havaianas. Rialzo lo sguardo verso il sentiero e un sorriso mi accoglie. Un sorriso non ha bisogno di parole, genera messaggi espliciti. Un sorriso fa tutto da solo. Ricambio il sorriso con una nota vocale. Hola. Lei, una donna che sale il sentiero. Io, una donna che scendeva per il sentiero. Sfiorandoci e guardandoci negli occhi che brillano, ci salutiamo. Al passaggio, subito avverto una bellissima sensazione e una forte attrazione che mi invita a girarmi indietro e a voler continuare lo sguardo. Non c'è misura che possa definire quanto calore e bellezza, anche quando si incrociano dei sorrisi puri e spontanei, artefice autentico di pura gioia. Quando mi volto indietro, il messaggio era chiaro e grande, scritto sul dorso dello spolverino che la donna indossava, a lettere cubitali in bianco e nero, e diceva: Born to be free, nati per essere liberi. Avverto dei brividi, gioisco, continuo a camminare. Io ho scelto come mi sento o cosa provo partecipando al gruppo di scrittura. Se torno indietro nel tempo alla ricerca di come è nato in me il desiderio di scrivere la mia autobiografia, non saprei da dove iniziare questo discorso, ma dopo circa 4 anni che frequento gli atelier condotti dal dottor Orazio Maria Valastro, sono felice di aver affrontato questa esperienza. Osservavo ciò che accadeva nella biblioteca dove ci riunivamo, studiavo i volti, a volte in difficoltà, e il nostro bisogno di essere nutriti dal verbo del nostro dottor Valastro. Le riunioni erano sempre molto interessanti e si scriveva per principio, per se stessi. Il progetto degli incontri telematici degli atelier rappresenta un'occasione che permette di fare anche del tempo libero un'opportunità per leggere alcuni testi, tra cui formarsi volontario e di confrontarci tra di noi e con gli altri. Coltivare le nostre abitudini e nello stesso tempo imparare a curare la nostra mente e il nostro cuore. Cioè bisognava sperimentare e condividere sensazioni, emozioni e ricordi, in modo da acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé e della propria relazione con gli altri e meditare sul proprio futuro. Le diverse attività a cui siamo stati introdotti ci sono servite per imparare per mezzo di altri, dagli altri e con gli altri. Tutto ciò grazie all'elaborazione di tabelle, test e trascrizioni di brani tratti dall'immaginario anche. La modalità di diffusione dei risultati si è avuta con la produzione di materiale cartaceo da consegnare a conclusione del percorso laboratoriale. L'interazione o l'interagire con i colleghi e il docente è stato per me l'elemento più importante dei corsi che finora ho frequentato. Durante le esercitazioni a tema prestabilito si lavorava da soli, per poi nei momenti di condivisione dei nostri racconti si cooperava come gruppo per migliorarci a vicenda.
C'è un impegno comune perché c'è una responsabilità comune. E il dottor Valastro ci ha consigliato di selezionare le esperienze e i documenti più significativi, perché la programmazione muove sempre dalla memoria, mentre i disegni e le fotografie servono per cristallizzare determinati momenti e per migliorare sempre più la qualità della nostra narrazione. Seguire gli atelier mi è sembrato come percorrere un pellegrinaggio di fiducia nell'opera del dottor Valastro, tra gioie e sofferenze, desideri e sogni che ognuno di noi prova nella propria vita, consapevolmente o no, mi ha fatto crescere e per fortuna non in età. Allora, io ho parlato del luogo dove mi sento protetta, anche se comincio da un punto che sembra un po' fuori tema, poi alla fine arrivo al dunque. Ho sempre avuto una passione per il gioco, ovvero quel momento ludico che ci permette di mettere alla prova la nostra fantasia. La voglia di condividere con gli altri la felicità e la spensieratezza di quei momenti in cui ci si dimentica di tutto ciò che ci assilla o impensierisce. È come se con un colpo di mano sgomberiamo tutto quello che ci ostacola, che non ci permette di raggiungere la nostra serenità. Quando parlo di gioco non mi riferisco a nessuno di quelli in cui si prevede un esborso di denari. Io parlo di quei giochi che anche i bambini sanno fare, quelli inventati e quelli vecchi quanto il mondo. Da piccola non avevo molti contatti con altri bambini. I miei fratelli erano più grandi e in quanto maschietti facevano altri giochi con i loro amici. Io non avevo il permesso di giocare fuori casa e quindi mi arrangiavo da sola, spingendo la mia fantasia in luoghi sperduti e che non esistevano. Così mi rintanavo sotto il tavolo della cucina, dove la tovaglia mi copriva dalla vista degli adulti, ed io mi sentivo al sicuro e protetta nel mio rifugio. Sorrido al ricordo di me che giocavo da sola per ore. Anche adesso, che sono una signora attempatella, accarezzo l'idea del gioco. Non importa se il mio compagno di gioco è il mio nipotino di 4 anni o persone adulte. Non importa se si tratta di giochi da tavolo culturali o altri più banali. Mettere da parte talvolta i crucci è terapeutico. Tutto questo è il mio rifugio, il luogo dove il cuore riconosce l'amore della mia famiglia, l'affetto degli amici, la sicurezza di essere protetti da tutto ciò che ci può ferire là fuori. Casa è amore, casa è il mio rifugio. E casa è ogni luogo in cui mi sono sentita amata, da quella in cui sono nata, cioè quella dei miei nonni, e poi a seguire quella dei miei genitori, e per finire quella progettata da mio marito e da me. Allora, fra i vari punti che c'erano a disposizione oggi, ho scelto come mi sento, cosa provo partecipando al gruppo di scrittura. E poi desidero partire dal nostro gruppo come rifugio favorevole alla creazione testuale, perché in effetti il rifugio che c'era messo nel disegno, che era una grotta, era un po' un rifugio che era già stato citato altre volte e non volevo ripetere la stessa cosa, ma cercare un rifugio diverso. Allora, inizio dal mio primo incontro. Era il 2013. Avevo sempre desiderato partecipare a un corso di scrittura
Il primo giorno sono arrivata piena di paura e di speranza. Non avevo paura di parlare in pubblico, lo avevo fatto in diverse occasioni nel corso degli anni. La paura era di esternare i miei sentimenti davanti a persone che non conoscevo e incontravo per la prima volta, perché pensavo erroneamente di avere eventi della mia vita che altri non hanno provato. Invece, già dal primo incontro ho capito che tutti noi abbiamo in comune molto di più di quanto crediamo. Le mie compagne, mi piace chiamarle così come a scuola, prima di cominciare la lezione vera e propria, ci siamo tutte presentate e abbiamo scambiato le nostre aspettative sul corso. Veramente imprevedibile quello che è successo. Già alla fine della prima giornata ci siamo salutate come se avevamo alle spalle anni di conoscenza. Ci siamo ritrovate insieme per caso, ma da subito è scattata fra noi un'emozione forte. È stato chiaro il livello della nostra empatia che nel tempo si è incrementata. Il livello di armonia raggiunto fra di noi è stato favorito dall'ascolto reciproco e dalla guida del nostro mentore e della nostra tutor. Non ci conoscevamo, eppure abbiamo trovato nello stare insieme il coraggio e la voglia di proseguire nelle difficoltà che la vita riserva a ognuno di noi. Ci ha aiutato una regola non scritta. Tutto quello che si dice all'interno del gruppo non viene da nessuno portato fuori. Scrivere di tutto o di parte della tua vita. La narrazione della mia vita si alterna fra presente e passato e cerca di dare una giustificazione consapevole al senso dell'esistenza, della vita, dei perché della paura. Decido allora di scrivere per raccontare i miei pensieri, scrivere per farmi capire, scrivere per farmi delle domande, scrivere per cercare delle risposte. Scrivere è un modo per me di riflettere sulla propria vita ed anche un modo di rendere più sopportabile il dolore, di placarlo. Scrivere è anche il piacere di condividere qualcosa di tuo. Lavorando con persone che non si conoscono, la prima cosa che si nota è che alcune sono al momento insicure, piene di dubbi e a volte anche di paure, altre sicure di sé e con un approccio positivo. In tutto loro, quanto raccontano di sé, vengono fuori discorsi belli o brutti che chiusi per tanto tempo in dei cassetti che a poco vengono ritrovati e aperti, riportano alla mente emozioni che ora possono essere vissuti diversamente, possono diventare porte aperte per la felicità. Le storie di vita personali, i vari problemi, si possono a volte spostare anche se con difficoltà, alla ricerca della felicità e alla nostalgia della stessa. Altri ritrovano nei racconti la loro consapevolezza. La felicità è un elemento fondante della nostra vita e la nostalgia è una figura mancante di qualcosa che abbiamo conosciuto o desiderato nella ricerca di sé. Sono azioni venute fuori da una presa di coscienza che ha vagliato tutto ed è il valore dominante in quel momento della vita. Nel corso di vari anni e dei vari atelier che ho frequentato di autobiografia o biografia, anche nella veste di tutor, oltre a quella di scrittore, sono riuscita a scrivere i miei libri invisibili. Già, direte, chi non lo conosce la parola, perché invisibili?
perché non saranno stampati tramite un editore, ma faranno parte dell'archivio della nostra ODV Le Stelle in Tasca. Credo di potermi permettere di ritenere un gruppo di scrittura come un rifugio dove la consapevolezza e l'amore rende il tutto favorevole alla creazione testuale.